Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao e benvenuto in questo nuovo video di Mattoscacco. Benvenuto, spero che tu stia bene come sempre, e nel video di oggi parliamo di profilassi. Che cos'è la profilassi all'interno del gioco degli scacchi? È quel modo di giocare che non fa giocare il vostro avversario. Spesso l'errore tipico di chi inizia a giocare a scacchi è quello di pensare solo a quello che vuoi fare tu. Mi piacerebbe mettere l'alfiere lì, mi piacerebbe dare scacco matto così, però non si pensa mai a quello che potrebbe fare il nostro avversario, e man mano che salirete di livello vi accorgerete sempre che bisogna sempre veramente non sottovalutare l'avversario e considerare veramente i suoi piani, perché solo considerando ed evitando che lui possa portare a termine i suoi piani, ecco allora che arriva in gioco la profilassi, voi riuscite ad avere un'ottima partita. In questa partita che voglio presentarti, giocata nel 1979 tra Karpov contro Timman, vedremo un'applicazione della profilassi in una maniera eccezionale. Andiamo a vedere quali sono state le mosse, andiamo piuttosto veloce in apertura. Abbiamo una difesa moderna, cavallo C3. Qui sembra strano, no? Che l'alfiere abbia già la propria diagonale aperta, ma Karpov gioca G3. L'idea probabilmente è quella di mettere l'alfiere in fianchetto e ovviamente poi sviluppare l'altro cavallo in E2. Infatti la partita va proprio così. E5, e a questo punto il bianco deve decidere se prendere provvedimenti al centro oppure spingere. Diciamo che la spinta garantisce senza dubbio un vantaggio di spazio al bianco, ma ha sempre il lato contrario, che l'alfiere ormai si è totalmente chiuso, posizione parità 0-0, e i più si lasciano sempre delle case interessanti per manovre di cavallo. Mi viene in mente cavallo così oppure cavallo così. Chiaramente poi a 5 sarà una mossa di default del nero, e quindi attenzione a queste mosse. Karpov gioca a rocco corto, segue cavallo in A6, una mossa piuttosto strana per questo cavallo, ma non si temono doppiature di pedoni poiché l'alfiere è andato in fianchetto. Torre in E1, la torre si centralizza e dà una mano al supporto di questo pedone, perché come dicevamo prima l'idea del nero è quello di minare il centro. Immaginati dopo una spinta del pedone D5 si crea questa casa C5, e da C5 ci sono i due cavalli che battono su quel pedone, e in futuro potrebbe esserci anche la torre che batterà su quel pedone, quindi bisogna fare molta attenzione. C6, si crea un'altra via di fuga per questo cavallo e si apre anche la diagonale per la donna. H3, anche questa è una mossa di profilassi. Si vuole evitare che l'alfiere possa andare in G4 ed eventualmente andare a cambiarlo con l'alfiere in E2. Torre in E8. Come dicevamo prima, ti faccio vedere come i pezzi del nero iniziano a cooperare per andare a attaccare il pedone in E4. Quindi diciamo che silenziosamente quel pedone in E4 è attaccato due volte, dal cavallo in F6 e dalla torre in E8. Se in futuro si spinge in D5, arriverà anche il cavallo in G5, quindi attenzione. Alfiere G5, inchiodando il cavallo e allo stesso tempo andando a togliere un attaccante, perché quando tu inchiodi un cavallo è come se il nero attacca con un pezzo meno. H6, alfiere 3. Ora qui ti potrai domandare, ma scusa Christian, l'idea era di andare con l'alfiere in E3, allora perché è andato in G5 così il nero ha giocato H6, poi comunque si è andati in E3? Allora, non è una perdita di tempo, perché il bianco ha ottenuto una cosa? L'indebolimento dell'arrocco. È vero che anche il bianco ha l'arrocco un po' indebolito per via della spinta, quindi il Karpov ha comunque guadagnato qualcosa da questa perdita di tempo. Donna C7, donna D2, si inizia a attaccare due volte il punto H6, re H7, mossa di consolidamento che va a posizionare il re nero in un'ottima posizione dove riesce a controllare più o meno tutto. Torre in A va in D1, chiaramente centralizzare le torri è una cosa importantissima, e resta qui che fra poco vediamo in che modo e quando verrà utilizzata in modo geniale la profilassi. Ti chiederò di trovare la mossa perché è veramente incredibile. Alfiere D7 permette la comunicazione delle torri, e adesso
il bianco sente che aspetta che tolgo un po' di colori, ha posizionato bene i suoi pezzi, ha centralizzato le torri, la donna qui sta molto bene, c'è poco da fare. Che cosa potrebbe fare ora il bianco? Potrebbe anche lui provare a sua volta a mettere il re in H2 oppure iniziare l'attacco. In che modo inizieresti l'attacco? Ti lascio qualche secondino e poi ti do la risposta. Ok, so che sei un guerrigliero e so che la prima mossa che hai pensato è F4. È la mossa che probabilmente avete pensato tutti ed è la seconda consigliata dal motore. La prima consigliata dal motore, ed è quella che viene giocata da Karpov, è G4. G4 impedisce movimenti di cavallo, non solo, permette a questo cavallo di entrare in gioco, come tramite G3. Poi si giocherà F4. F4 si riuscirà a giocare sempre senza problemi, però prima si portano tutti i pezzi all'attacco, quindi questa è la mossa corretta. Torre in A in D8 con lungo attacco a raggi X sulla donna e cavallo G3, pronti per fare F4. Alfiere C8 per attaccare sul serio e adesso, visto che comunque quell'attacco è molto a raggi X, F4. Ci sono varie minacce, altre spinte, il bianco sta giocando veramente in modo aggressivo e ora B5, l'idea è quella di continuare l'avanzata e rimuovere il cavallo da E4 che è un ottimo difensore, quindi poi questo cavallo tra l'altro sarebbe anche mal posizionato se lo mettiamo da altre parti, quindi questo è il piano di gioco. A3 per fermare questa avanzata di questo pedone, ma in realtà non si può fermare perché il nero riesce a ottenere questa buona casa per il cavallo. Buona casa è un parolone perché questo è un cavallo sospeso, sia facilmente attaccabile, infatti cavallo in C va in E2 e questo cavallo è attaccato dalla donna. Qui il nero decide di giocare E per D4, andando a complicazioni e allo stesso tempo minaccia l'alfiere. Perché per esempio non ha fatto altre mosse come A5? Per esempio poteva farlo? Perché dopo A5 C3 si minaccia il cavallo che sarebbe dovuto andare in A6, ma questo cavallo in A6 come puoi vedere non ha nulla da fare. Quindi la risposta giocata dal nero è sicuramente la migliore. Intermedia, cavallo per D4. Ricordiamoci che c'è sempre questo attacco, ora A5, ora C3 e ora cavallo A6, però questa volta a differenza di prima questo cavallo ha un'ottima casa, che è la casa C5, dove finalmente dall'inizio della partita il nero voleva posizionare questo cavallo per creare un triplice attacco su questo pedone evidenziato in verde. Ora, se questo cavallo riesce ad arrivare in C5, la posizione non è grave, però è meglio che quel cavallo non possa andare in C5 e quindi come giocherà Karpov? Come si può evitare che quel cavallo vada lì? Si toglie forse questo cavallo affinché l'alfiere possa fare il suo lavoro, però diamo il nostro alfiere per quel cavallo? Qui Karpov trova una mossa geniale, allora capisce che questo cavallo qui è importante e trova una mossa che non impedisce al cavallo di andare lì, perché queste sono le sottigliezze da gran maestro. Il cavallo può andarci lo stesso, ma se ci va sono problemi. La mossa che trova Karpov è donna C2. Innanzitutto aumenta i controllori sul pedone in E4 e questa è cosa importantissima. Fa un sottile attacco a raggi X sul re nero, ma non solo. Ora qui il nero in partita giocò alfiere D7. Perché il nero non poteva andare qui col cavallo? Perché sarebbe seguito B4 attaccando il cavallo, cambio di pedoni, attacco doppio sul cavallo, il cavallo sarebbe dovuto andare via e a questo punto cadeva il punto C6, con attacco tra l'altro sulla torre. Fantastico, vero? Veramente, veramente, veramente devastante. Qui non so cosa dice il computer, alfiere D7, se avesse provato a togliere la torre, B5, ok, questo cavallo è sorretto, insomma, posizione interessante. Quindi in partita il nero non andò lì con il cavallo, ma alfiere D7 e quindi questa è la prima mossa di profilassi veramente interessante. Andiamo a vedere come continua la partita cavallo F3.
si inizia a creare anche pressione su questo punto ed ad accumulare i pezzi verso l'attacco contro il re. Torre 7, qual è l'idea di torre 7? Mi sembra ovvia, è quella di andare a raddoppiare le torri. È un problema il raddoppio di torri? Sì, no, riusciamo a difendere quel pedone lo stesso? Sì, però qui Karpov gioca alfiere F2, mossa di profilassi. L'idea è quella di togliere qualsiasi tipo di controgioco alle torri dopo eventuali aperture delle colonne e permettere tranquillamente di giocare donna di 3 con attacco doppio sul cavallo e sul pedone di 6. Mossa di profilassi da parte del nero, alfiere in E8 per evitare appunto donna in D3. Ora c'è anche la torre che controlla questo punto. Incredibile, i giocatori stanno giocando di profilassi, donna D3 arriva comunque, si attacca a questo cavallo, donna B7, ma ora torre in A1 si perde inevitabilmente questo pedone. Quel pedone è indifendibile, non si può difendere in nessun modo. Cavallo C7, mi dirai, beh, è indifendibile, però il nero può catturare qui. In realtà su questa, a parte che si può catturare il cavallo, ma si può intrappolare anche la regina. Quindi direi che non è una buona mossa. Quindi in partita viene giocata cavallo C7, aspetta che scorro un pochettino le mosse, torre per A5 e a questo punto Karpov va in vantaggio di un pedone, si impossessa della colonna A e la posizione si fa sempre più tremenda. Torre in D va in D7, ancora una volta non si poteva catturare questo pedone a causa sempre di torre B1. La donna non sa mai dove andarsi a rifugiare. Abbiamo detto torre D in D7, B4, qui la partita è essenzialmente finita, ma voglio farti notare come, nonostante Karpov abbia tutti i pezzi pronti per l'attacco, ma veramente tutti, cerca di togliere qualsiasi tipo di controgioco all'avversario. E qui gioca B4 come sicurezza su questo pedone e per non lasciare sempre donna e torre vincolati sull'attacco della donna. Cavallo in E6, per esempio qui se giocava C5 tu dici beh poteva giocare C5, sì, dopo cattura, donna C4, è tutto risolto. Comunque cavallo in E6, torniamo alla partita e ora alfiere 3, tenendo questo pedone che era stato minacciato dal cavallo. C5, F5, inizia l'avanzata, qui costringe il nero a prendere provvedimenti. Cavallo di 8, il cavallo è pronto per riposizionarsi sulla ottima casa in C6, dove potrebbe poi fare anche da blocco in E5 e mossa di profilassi B5. Evitiamo che i pezzi del nostro avversario diventino attivi. Guarda quante mosse di profilassi. Re in H8, alfiere in F2, vado abbastanza veloce perché a noi quello che ci interessava era esaminare le mosse di profilassi più che vedere il bellissimo attacco. Donna B8, C4, tutto chiuso, tutto consolidato, il nero non ha alcun tipo di spinta che possa far paura. Qui addirittura il Karpov non gioca per il controllo della colonna, ma gliela lascia volontariamente per andare a giocare dall'altro lato della scacchiera. E5, cattura, torre in A2 e su alfiere per C5 cade un altro pedone. La situazione del nero è tragica, ci sono due pedoni passati e sostenuti e con l'esperienza di un giocatore del calibro di Karpov questa partita è facilmente vinta. Quindi che cosa abbiamo imparato da questa partita? Imparare a pensare a quali possono essere le mosse migliori per il nostro avversario e cercare di non permettergliele, altrimenti si può liberare, può stare meglio, può farci del male. Quindi pensiamo ai nostri piani, ma pensiamo anche a quelli del nostro avversario. Alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!